Giunti alla conclusione, settima e ultima del programma dal Savio di Cesena, una prova per cavalli anziani a reclamare prezzo base 4.000 euro, reclamare di minima per 11 soggetti. 1 Zenzero Debuti, 2 Zoe GMG, 3 Achillea Jet, 4 Ardimentosa Luis, 5 Uranio Griff, 6 Arta Terme Jet, in seconda fila 7 Tomos Daghi, 8 Agli OP, 9 Alleluia LZ, 10 Tarek, 11 Zanna Bianca, Bass. E l'allineamento è completato. Sulla curva di sinistra l'autostart entra in dirittura. Partiti. Veloce Zoe GMG con largo Ardimentosa Luis che va a sfilare già dopo 100 metri. Ardimentosa Luis in vantaggio nei confronti di Zoe GMG. Terzo rimane Zenzero Debuti a precedere Achillea Jet che segue in quarta posizione, precedendo Agli OP che è lungo i birilli, mentre il tentativo di risalita esterna è quello di Uranio Griff. 14,8 per i primi 200 metri di corsa, il quarto iniziale che va via in 38. Ardimentosa Luis in vantaggio nei confronti sempre di Zoe GMG. Di Zenzero Debuti si sposta dai birilli e viene all'esterno Achillea Jet che però galoppa, lasciando così Tomos Daghi lungo la corda insieme ad Agli OP. All'esterno sempre Uranio Griff che cerca la risalita con in schiena l'11 di Zanna Bianca Bass e il 6 di Arta Terme Jet. 1-2-2 per i primi 800 metri di corsa, percorsi davvero con molta calma da parte di Ardimentosa Luis che ha preso la testa senza spendere e ora arriva a completare il primo chilometro in 1:17,2. All'esterno si impegna con decisione ora Uranio Griff che va a sferrare l'attacco nei confronti di Ardimentosa Luis che sembra labile al comando, insiste e tende a passare a 400 dalla conclusione, si muove in mezzo alla pista Arta Terme Jet che risale il gruppo in terza ruota e cerca di portarsi a tiro di Uranio Griff che sta scappando lungo l'ultima curva, lungo la corda c'è ancora Ardimentosa Luis che cerca di riprendersi, poi Zoe GMG, l'ultima piegata passata in 14,9, è in vantaggio Uranio Griff nei confronti di Arta Terme Jet che cerca di arrivare, Uranio in vantaggio, Arta Terme che recupera ma non abbastanza, Uranio Griff che conclude vincitore il percorso esterno nei confronti di Arta Terme Jet e di Ardimentosa Luis. 31 la chiusa, 1:16,1 il ragguaglio cronometrico, il successo di Uranio Griff, Gennaro Pacileo per il signor Giuseppe Viti, Dario Tommasini al training, il successo del figlio di Varen che gira di fuori ad Ardimentosa Luis, passa già a palo lontano e si merita la pacca sul posteriore del proprio interprete Gennaro Pacileo che lo conduce con fiducia alla vittoria. Al secondo Arta Terme Jet, al terzo Ardimentosa Luis per concludere la trio che recita 5-6-4 ed è quella molto probabile vincente della settima corsa dal Savio di Cesena.